Invece per quanto riguarda questa prima seduta del Consiglio regionale, allora la posizione vostra, la sua in particolare è una posizione di controllo soprattutto. Sì, noi vogliamo fare un'opposizione severa ma anche costruttiva, quindi da questo punto di vista è un grande impegno perché dalle parole adesso si debba passare ai fatti. In particolare sappiamo che l'emergenza del lavoro è un'emergenza che riteniamo tutti prioritaria, dare risposte ovviamente ai tanti giovani che non trovano il lavoro, dare risposte però anche a quelle persone di 50 anni che il lavoro l'hanno perso, e poi una lotta forte contro tutte le forme di povertà. Si parla troppo poco di povertà, ci sono invece famiglie in grande difficoltà. Ecco, se vogliamo bene alla famiglia dobbiamo sostenerla con azioni concrete. Jacopo Berti, prima seduta del Consiglio regionale, il programma del Presidente Zaia, allora alcuni punti importanti, la sanità, il lavoro. Certo, sanità, ci piace l'idea di ridurre in maniera importante le ULSS, se ne parla di una per provincia, può andare bene, ma noi vogliamo soprattutto ridurre i costi ed estromettere, mandare fuori la politica dalla sanità. Ecco, per quanto riguarda il lavoro invece? Lavoro, buone proposte, noi vogliamo alzare l'asticella, vogliamo portare quel reddito di cittadinanza anche in Veneto e soprattutto vogliamo recuperare tutto quello che è il problema dell'occupazione giovanile. Ecco Berti, la posizione del Movimento 5 Stelle, dunque a questo inizio di legislatura, la vostra è una posizione comunque aperta al dialogo e al confronto. Ma noi lo siamo sempre stati, noi guardiamo al programma e quando ci sono delle buone idee cerchiamo di migliorarle portando quanto di buono ci hanno dato i cittadini e tutte le persone che lavorano con noi. Siamo qui, ripeto, per fare del bene e quindi se arrivano buone proposte le voteremo e se invece troveremo delle deroghe o qualcosa di strano le bocceremo senza se e senza ma.